Vincendo ad Imola gara 1 e gara 2, il pilota iberico Carlos Checa con la Ducati ha dominato la prima tappa europea del mondiale Superbike, il secondo round della stagione dopo l'avventura australiana. In entrambe le prove Carlos Checa ha preceduto Tom Sykes con la Kawasaki. Con queste affermazioni il pilota nato a Saint-Fruit-de-Bèze in Catalogna ha conseguito il 23° successo personale ed il quinto sul tracciato di Imola. Nel campionato del mondo di Superbike Carlos Checa si porta in vetta alla classifica con 75 punti, a più 4 sul romano Max Biaggi e a più 6 sul britannico Tom Sykes. Nella classifica costruttori Ducati è prima, seguita da Aprilia. La 10ª edizione di May Special Car Show 2012 si è conclusa con oltre 80.000 visitatori. La manifestazione si è confermata un punto di riferimento per il settore della personalizzazione dell'automobile. May Special Car Show si è svolta a Rimini Fiere dal 30 marzo al 1 aprile 2012. I dati rappresentano una sostanziale conferma del trend 2011. Ancora una volta questo settore fieristico rappresenta il più grande appuntamento indoor dedicato alle auto speciali sportive e dà la passione per le vetture non di serie. A Faro il finlandese Mikko Hirvonen con la Citroën ha vinto il Rally del Portogallo, quarta prova del mondiale VRC. Ha preceduto il norvegese Matt Osberg ed il russo Evgeny Novikov, entrambi su Ford. Hirvonen al suo primo successo mondiale con la Citroën è passato in testa alla classifica piloti con 75 punti, scavalcando il compagno di scuderia, l'8 volte campione del mondo Sebastian Loeb, che ha 66 punti, che nel paese lusitano si è dovuto ritirare durante la prima tappa. 7 gli appuntamenti in calendario della Carrera Cup Italia: 5-6 maggio Vallelunga, 9-10 giugno al Mugello, 7-8 luglio Misano Adriatico, 4-5 agosto Red Bull Ring, 1-2 settembre Imola, 22-23 settembre Mugello. Si chiude il 20 e il 21 ottobre a Monza. È stabilito che ciascuno deve correre 2 gare di 28 minuti più un giro. Si è svolta nella sede dell'Automobile Club Italiano di Roma la conferenza stampa Auto, la sicurezza non è più un optional, durante la quale sono stati assegnati i premi Sicurauto 2011. Tra le 74 vetture esaminate, tutte rigorosamente in versione base, sono state così individuate quelle più sicure del mercato italiano divise per segmento. Nelle berline compatte si è imposto Alfa Romeo Giulietta, confermando così il prestigioso risultato nelle valutazioni di Euron Cup. 5 stelle raggiunte con 87 su 100, il punteggio più alto di sempre nel suo segmento tra le vetture testate da Euron Cup. Si è svolto a Milano presso la sede dell'ANCMA un incontro organizzato dalla Federazione Motociclistica Italiana con le case costruttrici e gli importatori di motocicli fuoristrada. Erano presenti i rappresentanti delle aziende Aprilia, Beta Motor, BMW, Fantic Motor, Gas Gas, Honda Italia, HM Moto, Husqvarna, Kawasaki, KTM, NK Bike, Suzuki Valenti, TM Yamaha Italia, oltre che Arrow e il sito Lovins. È stato concordato e definito un programma di ridefinizione e progressiva riduzione dei limiti massimi di rumorosità dei mezzi utilizzati nelle competizioni. Questi limiti si intendono misurati col metodo 2M Max nel corso dei controlli fonometrici durante le operazioni preliminari. Lancia Automobile prosegue nel sostegno al mondo del cinema con il ruolo di partner nella terza edizione del Vittorio Veneto Film Festival, rassegna internazionale di cinema per ragazzi che si svolgerà dal 18 al 21 aprile 2012 a Vittorio Veneto in provincia di Treviso. La Lancia metterà a disposizione dell'organizzazione una flotta di vetture composte dai nuovi modelli Tema, Voyager e Delta che accompagneranno attori e registi durante tutto il Vittorio Veneto Film Festival.